Bentornati a Starting Six, la nostra vetrina sulla pallavolo che al femminile nella terza giornata della Serie A1 Tigotà ha vissuto una giornata davvero elettrizzante per tantissimi motivi. Lo aspettavamo tutti ed è finalmente arrivato il primo vero big match della stagione che ha fornito il suo primo verdetto per quanto possa essere attendibile in questa fase. È proprio di questo che parliamo con il nostro Pasquale Di Santillo. Ciao Pasquale. Ciao Leonora. Pasquale, Novara che passa a Milano. È un messaggio davvero chiaro per questo campionato, vero? Per il momento sì, ed ha un grandissimo valore. Intanto dice a tutti, guardate che per lo scudetto non ci saranno solo Conegliano contro Milano. E poi al netto dell'assenza dell'Aigonu, che pesa e ha pesato non poco sull'esito di questa sfida, al netto della buona prestazione delle sue compagne, mette in mostra una Novara capace di superare in brevissimo tempo tutti i suoi problemi e di costruire una prestazione mostruosa di un gruppo che lavora insieme da pochissimo agli ordini di Lorenzo Bernardi. I 30 punti della Tolok, MVP della sfida e top scorer di giornata, i 18 della Smeyer, i 16 di Squarcini col 66% in attacco con 4 muri, oltre alla grande prestazione del libero Denardi, danno infatti la dimensione dell'impresa di Novara, anche perché Milano ha avuto tanto da Silla, 19 punti, tantissimo da Danesi, 20 con 7 muri, e da Dalderop, 19, e la stessa Fugudome ha fatto i miracoli in difesa. Insomma è stata una battaglia durata 2 ore e mezzo con Milano che per vincere i suoi 7, il secondo e il quarto, è dovuto arrivare addirittura a 32 e 31. Se il buongiorno si vede al mattino della terza giornata, che playoff saranno? Ma questo turno ha decretato anche la fuga solitaria di Conegliano, passata a Roma non esattamente passeggiando, visto il primo set vinto ai vantaggi, con una SMI combattiva con la solita Orvosova incisiva, 19 punti, insieme alla Rotar, 16, mentre l'Imoco ha potuto contare su una Sua Maestà Hack, 26 punti, sostenuta da Lukasic, 12, Far, 15 e Lanier, 15, e con Gabi in versione calciatrice con una difesa fantastica. Prima storica vittoria in A1 invece di Tal Massons, che ha scelto il campo di Bergamo, primato a Dio dopo i primi 2 successi per la squadra di Parisi, per togliersi questa soddisfazione grazie alle prestazioni di Sherban 20 punti, Krajduba 11, Stranzal 12. Bergamo ha pagato il primo e il terzo set persi ai vantaggi e nonostante le discrete prove di Manfredini e Mlenikova 12 punti a testa, Cese Montalvo 14 e Piani 12. E se Pinerolo ha piegato Cuneo, lasciandolo ancora a 0 in classifica nel derby piemontese grazie alla vena di Smarzek 23 punti, Sorokaite 18 e Perinelli 14, Cuneo ha davvero avuto il possibile da Capraolova 19 punti e Bialica 16. Decisivi il primo e il quarto set vinti ai vantaggi. Soffertissimo il successo di Chieri contro una Firenze in grande spolvero, capace di rimontare da 2-0 per poi cedere al tie-break nonostante una grande prova al servizio con 10 ace, 4 della Bechis. Per la squadra di Brecoli decisivo il trio Skinner 11 punti, Gichel 17 e Omoruci 18, mentre il Bisonte ha provato a colmare il divario con Davis Chiba 20 punti, Nervini 12 e i muri della Butican 5 su 11 punti complessivi. Più netta infine l'affermazione di Scandicci su Perugia con Super Antropova 27 punti e un ottimo muro, 10 punti di cui 4 della Kvalor, per il debutto in panchina di Gaspari dopo la rottura con Antigà. Perugia invece ha avuto solo la Nemedi in doppia cifra con 16 punti. Ancora più agevole il successo di Valle Foglia su Busto con le Lombarde ancora a 0 esattamente come Cuneo. Alle marchigiane infatti è stato sufficiente una buona lead di 11 punti per avere la meglio sulla squadra di Caprara, con la sola Piva in doppia cifra, anche lei a 11 punti. In definitiva una giornata che ha messo in evidenza una grande Novara che ha riaperto squarci e orizzonti davvero molto interessanti per il futuro della Serie A1 Tigotà femminile. In Brasile si sa, il calcio è lo sport preferito e lo insegnano ai bambini fin da piccoli quando sono sulla spiaggia, nei campi o per strada. La realtà è che lo insegnano anche alle ragazze. Vedere per credere, la difesa in rovesciata del fenomeno brasiliano di Conegliano Gabbi, domenica nella sfida contro la SMI Roma, è davvero da cineteca. Un recupero dopo una difesa imperfetta delle sue compagne sull'attacco della Orvosova di Roma che andrebbe trasmesso più volte in TV per apprezzarlo davvero. Guardiamolo insieme. Nelle statistiche di giornata tra le marcatrici spiccano le prestazioni di Tolok del Novara con 30 punti, davanti ad Antropova Scandicci 27, Hack Conegliano 26 punti, Smarzek Pinerolo con 23, Sherban Talmasson con 20 punti.
Al servizio Explodi Bechis, Firenze, Antropova, Scandicci e Eze, Talmasson con 4 ace, davanti a Schoelzel, Roma e Vanalle del Chieri. Infine a muro turno capolavoro per Danesi Milano con 7 punti, su Butican, Firenze e Alberti Chieri con 5 punti, Nkvalor, Scandicci e Botezat del Talmasson con 4 punti. In quelle cumulate sorpasso in testa tra le top scorer con la Nemeth di Perugia che sale a 73 davanti a Skinner di Chieri con 68 e Dalderop di Milano a 66 punti, mentre l'ex leader Orbosova di Roma si ferma a 65 punti. Nella top 5 entra la Antropova a 63. Tra le top acers, la Giovannini di Valle Foglia viene agganciata in testa dalla Alsmeyer a 7, mentre sale la Antropova a 6 insieme all'Obosso Busto, con la Manfredini di Bergamo a chiudere con 5. Infine, tra le muratrici comanda sempre la Butican di Firenze a 14, ora però insidiata dalla Danesi di Milano a 13, dietro inseguono Kvalor di Scandicci a 10, Kocic di Talmasson a 9, Alexic di Novara a 8. Di solito i meno attenti se ne accorgono solo quando fanno qualche errore in ricezione o non tengono una difesa. Se non sbagliano la tengono è mediamente normale. Invece no, il libero, dalla sua introduzione ai tempi del buon Ruben Acosta, anno domini 1998, è il perno del gioco in attacco e di quello difensivo, tanto quanto lo possono essere le palleggiatrici e i terminali di attacco. Per questo abbiamo voluto premiare da questa giornata i migliori liberi della Serie A1 Tigotà femminile con una classifica a loro dedicata. Le prime 5 riceveranno un punteggio a scalare da 5 a 1 e vedremo chi a fine anno vincerà questa speciale classifica. Nella terza giornata di ieri i numeri, in particolare quelli della ricezione, dicono che questa è la nostra graduatoria delle migliori 5 superwoman di giornata. In testa, a nostro avviso, c'è Giulia Denardi di Novara, che seppure a numeri appena più bassi di Chiara De Bortoli di Valle Foglia, praticamente perfetta nella sfida contro Busto Arsizio, va considerata la difficoltà del match, quello contro Milano, e la durata stessa. E quando si riceve con 80% di positività e 75% di perfetta, con lo stesso principio sul podio sale la giapponese Satomi Fukudome di Milano, che con 63% di positività e 47% di perfetta l'abbiamo preferita a Martina Armini di Bergamo, comunque quarta, e Martina Ferrara di Talmassons. Quindi, nella nostra classifica di Superwoman, Denardi 5, De Bortoli 4, Fukudome 3, Armini 2, Ferrara 1. A volte sembra facile vincere perché i numeri possono portare fuori strada, ma se è vero che i risultati del weekend sono stati più o meno in linea con gli equilibri in essere, è anche vero che non c'è stato nemmeno un 3-0 in ben 6 partite ed è proprio di questo che andiamo a parlare con il nostro Pasquale Di Santillo. Ciao Pasquale! Ciao Leonora! Pasquale, come leggi i risultati di questo turno con ben 5-3-1 e una partita record finita al tie break? La leggo nella migliore maniera possibile, cioè che il livello della Superlega si sta alzando ancora di più, perché come dimostrano i risultati, anche i singoli parziali delle varie partite, non ci sono più sfide del risultato scontato. Certamente alla lunga i valori tecnici riescono quasi sempre ad emergere, a vedere fuori, ma non sono ammessi rilassamenti, cedimenti e approcci sbagliati, perché in quel caso le squadre rivali ti arrivano subito con il fiato addosso. E tutto questo viene dimostrato anche da che quasi tutte le partite di questa giornata sono durate quasi intorno alle 2 ore di gioco. Il primo esempio arriva da Trento, che contro Modena infatti ha dovuto soffrire per 2 ore esatte prima di avere la meglio e poteva andare decisamente peggio, perché dopo l'equilibrio dei primi 2 set, uno per parte, l'Itas per spuntarla è dovuta ricorrere ai vantaggi negli altri 2 parziali, sfruttando la vena del solito Micheletto 16 punti e di Garzia, sempre positivo, 13 punti, con ricicli 4, sempre più vicino al rientro da titolare. La squadra di Giuliani ha invece tenuto botta come ha potuto con il trio Rinaldi, 25 punti, Bucherer 21 e Gutierrez 13, ma non ce l'ha fatta a portare Trento al tie break. Così al vertice restano appaiate l'Itas e Piacenza, che pure ha avuto il suo bel da fare per piegare la resistenza di Taranto nell'anticipo. Un altro 3-1 arrivato dopo altre 2 ore di battaglia e dopo aver perso il primo set ai vantaggi,
aver pareggiato il conto alla stessa maniera e poi aver mantenuto una costanza di gioco elevata per non far rialzare i pugliesi. Romanò 19 punti, Kovacevic 18 e Simon 11 le garanzie per Anastasi, mentre i ragazzi di Buoninfante hanno tenuto fino all'impossibile con Hofer, Gironi e Lanza in doppia cifra come Der, rispettivamente 16, 13, 11 e 10 punti. Stesso film a Perugia che ha lasciato a riposo precauzionale Giannelli per una contrattura addominale sostituito da Zoppellari e puntato sul recupero di Plotnischi, 20 punti, ha impiegato 128 minuti prima di superare una cisterna capace di andare in vantaggio e poi di cedere solo alla rimonta della Sir guidata dall'ucraino da Bentara 21 punti e Semeniuk 20. Tra i laziali in evidenza il solito Ofor con 15 punti. Lo stesso derby lombardo tra Monza e Milano ha visto uscire vincente alla fine l'Allianz dopo 139 minuti con i primi due parziali chiusi ai vantaggi, il primo per Milano e il secondo per Monza, per poi assistere al faticoso successo della squadra di piazza con 2 set chiusi entrambi a 22 grazie alla continuità di rendimento di Regers 29 punti, sostenuto da Luati 18 e Kazinski 12. Per Monza oltre i 23 punti di Svarkic, che è stato al debutto ufficiale di Zaitsev con 7 punti, con Rorsa e Martilla 13 e 10 punti. Importante il successo di Verona su Civitanova subito dopo l'annuncio della partecipazione dei marchigiani al mondiale per club di dicembre, vista la rinuncia dei polacchi dello Jastrzębski Weigel. Una vittoria quella della squadra di Stoichev che vale il sorpasso alla definizione di quarta forza del campionato. Solito copione, un set per parte all'inizio, poi volata finale dei Veneti per altri 135 minuti di sfida, con Keita autentico protagonista con 27 punti, insieme a Zovanork 13 e Jensen 15. Civitanova ha risposto con i 18 punti di Bottolo, i 15 di Lepki, i 10 di Legumzia e gli 8 del debuttante Podraskanin. Infine, a chiudere questa giornata veramente spettacolare, la più lunga partita mai disputata in Superlega dall'epoca dell'introduzione del Rally Point System, con Padova che ha piegato al quinto set Grottazzolina al termine di 178 minuti, quasi 3 ore di lotta palla su palla, con Grottazzolina davanti ai vantaggi, poi pareggio e sorpasso Veneto, terzo set ai vantaggi, il nuovo pareggio di Grottazzolina prima della volata finale al tie break, anche questo concluso ai vantaggi. I padroni di casa marchigiani rimpiangono le 23 battute sbagliate e ringraziano la vena di Antonov e Tatarov 18 punti a testa e Demianenko 16. Padova invece ha avuto in Masulovic 26 punti, Sediacek 18 e Porro 17 con Plak 11 le armi decisive per spuntarla. Punto. Se continuiamo così le partite andranno all'overtime tutte quante. Nuovo cambio della guardia in testa alla classifica dei realizzatori della Superlega al termine della quarta giornata della regular season. Con i 29 punti realizzati nel derby Monza-Milano, Regers balza in testa con 79 punti davanti al rivale Svark con 78, mentre sul podio sale Keita di Verona con 77 punti. Il vecchio leader Micheletto invece scivola in quarta posizione a 74 punti davanti a Masulovic di Padova con 71. Confermato invece il leader degli Ace che resta Yuri Romanò di Piacenza con 10 Ace. L'opposto azzurro guida su un plotone di 4 atleti, tutti a 7 Ace, cioè Micheletto di Trento, Zavoronok di Verona, Bayram di Cisterna e Plak di Padova. Altro sorpasso al vertice invece per quanto riguarda i muri. In testa infatti ora c'è Demianenko di Grottazzolina con 14 muri vincenti, seguito dal precedente leader con 13 e da 8 atleti con 9 muri. Mazzone e Ramon di Cisterna, Alonso di Taranto, Bentara e loser di Perugia, Flavio di Trento, Beretta di Monza e Crosato di Padova. Andrea Zorzi e Giuseppe Panini tra i grandi della pallavolo mondiale. L'International Volleyball Hall of Fame nella notte tra sabato e domenica nel suo evento annuale tenutosi nella sede di Holyoke in Massachusetts ha infatti annunciato durante una lunga cerimonia i nomi di coloro che sono entrati a far parte della Hall of Fame della pallavolo mondiale. Tra i vari personaggi spiccano per la categoria indoor maschile quello di Andrea Zorzi, opposto azzurro e uno delle colonne portanti della generazione dei fenomeni, da marzo diventato anche ambassador della Federazione Italiana Pallavolo, e dell'altro italiano indotto tra le leggende del volley mondiale, questa volta nella categoria leader, e cioè Giuseppe Panini, fondatore dell'indimenticabile Panini Modena e papà delle figurine che hanno e continuano ad appassionare milioni di persone. Un riconoscimento non solo dovuto, ma che viene spontaneo chiedersi perché arrivi solo adesso, e se per Zorzi la giustificazione parziale può arrivare dal fatto che trattasi dell'ultimo di una lunga serie di giocatori della stessa generazione già inseriti nella stessa Hall of Fame, tra cui Lorenzo Bernardi, Andrea Gardini, Andrea Giani, Samuele Papi e lo stesso Julio Velasco.
Per Panini, scomparso 28 anni fa, si tratta di un premio vagamente tardivo, vista l'importanza che ha avuto Modena nello sviluppo della pallavolo mondiale. Detto questo, oltre alle storiche figure italiane, l'International Volleyball Hall of Fame ha inserito nella sua prestigiosa casa la 4 volte olimpionica Ana Paula Henkel, Brasile, giocatrice di beach. Tim Hovland, Stati Uniti, giocatore di beach, che ha vinto 60 titoli nel corso della sua carriera. La 3 volte medaglia d'oro olimpica Regla Bell, Cuba, giocatrice indoor. José Zeroberto Guimaraes, il tecnico brasiliano, ovvero l'unico allenatore ad aver vinto una medaglia d'oro olimpica sia con la squadra maschile che con una femminile. Hadi Razei, Iran Paravolley, l'allenatore più decorato nella storia del sitting volley, l'ufficiale di gara internazionale per 24 anni Juan Ángel Pereira, Argentina, e Sue Lemaire, Stati Uniti, ufficiale di gara, la prima donna arbitro internazionale degli Stati Uniti. Appuntamento venerdì prossimo, sempre qui su Starting Six, per parlare insieme della 5ª giornata della Superlega Credenbanca. Mi raccomando, non mancate, perché parleremo del match più atteso della stagione, ovvero lo scontro diretto tra Trento e Perugia. Non mancate, alla prossima!